Oggi abbiamo un luminare della medicina mondiale, è il professor Andrea Crisanti dal suo studio all'ospedale di Padova. Professore, lei è in prima linea nella lotta al Covid-19. Ci può dire, dal suo punto di osservazione, quanto ancora dovremo convivere con questo virus? Ma guardi, è difficile a questo momento prevedere quando sarà possibile ritornare a tutte le nostre attività di prima. Questo dipende da tanti fattori, prima di tutto dalla capacità di diminuire il contagio, ma una cosa ancora più importante, dalla capacità di mettere in piedi tutte le misure che possano prevenire la ripartenza dell'epidemia. E queste misure interessano la messa a disposizione di larga parte della popolazione di dispositivi di sicurezza, tipo mascherine, di incrementare drammaticamente la capacità diagnostica, perché laddove c'è un cluster dobbiamo immediatamente intervenire, stile Vo, nel senso testare quante più persone possibili per identificare sia i malati che i portatori asintomatici, e poi c'è bisogno di integrare i dati in modo tale da assicurare la tracciabilità delle persone, perché purtroppo se vogliamo riacquistare la nostra libertà di movimento dobbiamo rinunciare un pochetto alla nostra privacy. Dovremo abituarci a portare la mascherina tutti ancora a lungo. Lei sta lavorando anche sulla possibilità di affiancare al tampone anche il test sugli anticorpi. Ce ne parla? Ma guardi, esistono due modi per fare la diagnosi, uno diretto e uno indiretto. Il metodo diretto prevede l'identificazione del virus nel materiale biologico del paziente, in questo particolare caso nel tampone faringeo, e quindi è un metodo che identifica la presenza del virus e quindi dà la certezza della diagnosi o dello stato di portatore sano in quel momento. Poi esistono dei metodi indiretti che identificano la presenza dell'anticorpo nel sangue delle persone. Esistono al momento una grande quantità di test diagnostici che differiscono per prestazioni in termini di capacità di identificare correttamente i positivi e i negativi. Quindi io penso che a questo punto siamo ancora in una fase di validazione, perché non credo che sia stato ancora, perlomeno nella nostra azienda, unità complessa, identificato il test che poi vorremmo affiancare al tampone. Sono due test che ci dicono cose completamente diverse e hanno campi di applicazione diversi. Faccio un esempio banale. Se per esempio si presenta una persona che accusa sintomatologia da Covid da 6-7 giorni, a questo punto non c'è bisogno nemmeno di fare il tampone, basterebbe teoricamente il test anticorpale, perché dopo 6-7 giorni si incominciano a vedere gli anticorpi specifici contro le molecole del virus e a questo punto ha un suo valore diagnostico. Alcuni dicono che invece evidenziare anticorpi presenti dopo 2-3 mesi dall'infezione possa essere un indice di protezione immunitaria. Ecco, io non mi sento di corroborare questa affermazione, anche perché esistono numerosi casi in cui persone si sono infettate e in genere la infezione da coronavirus difficilmente si sviluppa un'immunità protettiva a lungo termine. Ecco, quindi su questo vorrei essere chiaro, non è che non ci credo, io credo quando vedo le prove sperimentali, al momento non ce ne sono. Però i test anticorpali avranno un valore importantissimo probabilmente nelle fasi successive, cioè quando praticamente avremo o staremo nella fase di controllo dell'epidemia per vedere quante persone si sono infettate in una popolazione, perché allora questa informazione ci può indirizzare a fare tamponi mirati su fasce di popolazione particolari o su aree geografiche che sono state particolarmente esposte per fare piazza pulita degli ultimi infetti. Ringrazio Massimo Menegazzo per l'aiuto che mi sta dando in questa intervista e credo di parlare a nome di tutta la città e di tutti gli italiani, esprimendo gratitudine per il suo lavoro, professore. Grazie, buongiorno Mattino.